Oh, grazie. E qui mettiamo i finalisti. Andrea, il premio è arrivato alla sua quarta edizione con una crescita straordinaria di numeri e qualità. Secondo te, come è stato possibile ottenere un simile successo? Allora, il successo crescente del Prunola deriva dall'impegno di tutti. È stato bello fare squadra, è bello fare squadra perché ci siamo noi della redazione, ma c'è anche tutta la giuria, ci sono i collaboratori esterni che ci danno una mano, e poi la cosa bella è che ci sono gli autori, e quindi anno dopo anno noi chiediamo ai finalisti e ai vincitori, soprattutto dell'anno precedente, di partecipare come giurati per vedere anche come si svolge il premio dietro le spalle, dall'altra parte del palco. E quindi pian pianino ci stiamo facendo un nome, anche perché il nostro premio è uno dei pochi che non ha connessioni con grandi gruppi editoriali, e quindi premiamo libri che effettivamente meritano. Alessandro, quanto è faticoso sostenere l'organizzazione di un premio come il Prunola? Allora, l'organizzazione di un premio come il Prunola è molto faticosa, nel senso che anno dopo anno stiamo imparando molte cose, e quindi da un primo anno che ci ha visti novelli in questo tipo di manifestazioni dove non sapevamo inizialmente dove mettere le mani, e per fortuna, come diceva Andrea, abbiamo avuto una grande squadra che ci ha aiutato, che ci ha supportato. Anno dopo anno abbiamo fatto esperienza, e chiaramente certi aspetti, certi problemi che all'inizio sembravano insormontabili, ora sono molto più facili da risolvere. Tuttavia, l'ingrandirsi del premio fa sì che ogni anno si presentino nuove questioni, nuovi problemi, nuove fatiche da sopportare. Ad esempio, oggi siamo all'interno della Torre Civica di Castelfranco, dove si svolgerà la mostra di tutti i libri che hanno vinto le 3 edizioni del Prunola e dei finalisti di quest'anno. La Torre Civica sono 140 gradini, quindi è anche una bella fatica fisica, oltre che mentale. Andrea, cosa ne pensi dei finalisti di quest'anno? Quest'anno abbiamo avuto un grande successo con i finalisti e con le case editrici per gli editi che hanno partecipato. Soprattutto la sezione Panda Noir ha avuto una partecipazione sorprendente, pur essendo il primo anno che c'è questa sezione all'interno del premio Prunola. Abbiamo la Dea Planeta che partecipano, la Armando Curcio, Cairo Editore, Nulla Die e Fernandel per esempio, ma ce ne sono tante altre. E quindi siamo molto soddisfatti, perché vuol dire che anche la qualità del premio Prunola viene riconosciuta da case editrici di assoluto spessore. I finalisti, i libri, visto che noi abbiamo operato la selezione iniziale in redazione, i libri sono veramente belli. Probabilmente finora è uno degli anni più belli a livello di qualità del testo, sia per gli editi che per gli inediti, e quindi poi adesso vediamo chi vince. Ci hanno chiesto di ricordare il momento o la cosa più bella di questi 4 anni di premio Prunola. Secondo te? Allora, per me uno dei momenti più belli, a parte le notti passate a organizzare, perché anche quelle meritano, però non sono un momento pubblico per fortuna, no, uno dei momenti più belli è stata la premiazione di Fanny Guidolin, perché c'è stata un'emozione tra il pubblico veramente fortissima, e l'abbiamo percepita tutta sul palco. Stava venendo giù mezzo teatro, cioè, gente che piangeva, anche Fanny. E poi il libro che ne è seguito ha avuto un grande seguito, così come tutti i libri premiati dal Prunola, però con Fanny si è creato un rapporto anche umano particolare, insomma, molto bello, che mi è piaciuto e lo ricordo con tanto piacere. E tu?
Allora, Fanny la ricordo molto, anch'io con tanto piacere, perché vedere tutto il teatro che si alza in piedi per applaudire una scrittrice, infermiera, è stato meraviglioso. Però una cosa che mi è rimasta veramente, anche a me è rimasta veramente nel cuore, è stata la lettera che ci ha spedito Alessandra Aiello, vincitrice della menzione d'onore nella sezione narrativa, quello stesso anno tra l'altro. Sì. Lo stesso anno. Ci ha spedito una lettera diversi mesi dopo, in occasione della serata dell'anno successivo, sì, in cui ci ringraziava per l'esperienza che aveva vissuto e lodava il premio Prunola e l'organizzazione del premio in un modo che ci ha lasciato veramente, ci ha fatto veramente piacere, tanto che abbiamo stampato la lettera e l'abbiamo appesa all'ingresso del teatro quella sera e tutti si fermavano a leggere queste righe che erano veramente, veramente bellissime. Bene, ci vediamo Il 30 marzo. in teatro.